Applausi a scena aperta e standing ovation per i gruppi folcloristici partecipanti al 20° Festival internazionale I Bambini del Mondo e inserito nel contesto del 75° Mandorlo in Fiore durante gli spettacoli di questi giorni. Gruppi internazionali di grande professionalità, nonostante la tenera età, che hanno interpretato pienamente lo spirito del festival, ovvero trasmettere attraverso il folklore messaggi di pace, fratellanza e convivenza civile internazionale. Questa sera al Museo Pietro Griffo il clou della manifestazione con il galà I Bambini del Mondo e l'assegnazione del premio Claudio Crescenzo. Non il classico premio che si dà al gruppo più bravo. Al Festival I Bambini del Mondo tutti i gruppi sono vincitori. Il premio è legato al ricordo del papà del festival, Claudio Crescenzo, che insieme a Giovanni Di Maida 20 anni fa idearono il festival dedicato ai bambini. Un premio che va oltre e coniuga il folklore con la promozione culturale e quella umana e sociale. Il gruppo vincitore è stato esaminato per l'impegno nel trasmettere non solo le tradizioni popolari del proprio paese, ma anche i valori della pace propri del festival. A scegliere il vincitore sono stati 5 ragazzi di Agrigento. La Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, anche per quest'anno, il quarto consecutivo, ha concesso il proprio patrocinio al Festival I Bambini del Mondo, in considerazione dell'alto valore culturale ed educativo dell'iniziativa. Sempre questa sera il Comitato Unicef di Agrigento, da sempre partner di AIFA, l'associazione che organizza il festival, assegnerà la Pigotta, la bambola simbolo della raccolta fondi Unicef, alla bambina più piccola del festival. Per i bambini del mondo e i loro organizzatori questo momento assume un significato particolare perché la Pigotta si chiama Alice, una ragazza che non c'è più ed è volata in cielo, ma che gli organizzatori vogliono sempre ricordare. La Pigotta Alice sarà consegnata dalla presidente nazionale dell'Unicef Italia, Carmela Pace, venuta appositamente ad Agrigento per partecipare a questa iniziativa, prima donna a ricoprire questa importante carica nella storia dell'Unicef in Italia. Altro importante momento sarà il concorso Italia, Immagini e Pensieri, promosso in collaborazione con la società Dante Alighieri, sezione di Agrigento, presieduta da Enza Ierna. Il concorso è riservato ai ragazzi dei gruppi internazionali che partecipano al festival, i quali dovranno esprimere a loro modo, con un disegno, un grafico, una frase, insomma qualcosa che li ha colpiti particolarmente nella loro presenza qui ad Agrigento e la loro partecipazione al festival. Al vincitore sarà consegnata una targa ricordo.